Antonella Bukovac, sei a Senegal per presentare il vostro festival, ce lo racconti un po' in anteprima a EIA TV? Allora sì, sono qua ospite del Festival di Seneghe per raccontare di Stazione Postaja Topolove, che è un piccolo festival che ormai lavora da 22 anni sul confine tra l'Italia e la Slovenia. Siamo in un piccolissimissimo paese che contava, quando li aveva, 400 abitanti, adesso sono rimasti una ventina, ma quando noi iniziamo il festival ce n'erano circa 50 e insieme a loro, per loro, ma per noi e per tutti i nostri ospiti internazionali, abbiamo creato una situazione di nutrimento culturale nella quale tutti nutrirci, cioè sia gli abitanti, i ragazzi dei paesi vicini, gli artisti ospiti, noi che organizziamo il festival. Questo vorrei raccontare qui a Seneghe, perché sono qua proprio per questo, per cercare anche di capire quanto noi che ci occupiamo dei piccoli luoghi, dei paesi che stanno al margine o che si vogliono pensare al margine di una corrente culturale in Italia, ma che in verità sono, secondo me, il cuore vivo e pulsante di un'azione culturale necessaria, che è l'unica cosa che mi viene da pensare insieme alla cultura, cioè che debba essere necessaria, appunto quanto insieme possiamo riuscire a creare un organismo il più vitale possibile e cercare di fare delle cose insieme, ma non per una questione di, appunto, non lo so, di trovarsi o di buonismo generico, ma come le nostre potenzialità che sono forti. Seneghe, il festival curato da Azzurra D'Agostino sull'Appennino emiliano, noi della stazione di Topolò e chi appunto riusciremo a includere in questa cosa, riusciamo, mettendoci insieme, a creare una forza ulteriore, una forza al quadrato o al cubo, vediamo. Noi siamo una televisione bilingue e tu sei anche una rappresentanza del rappresentante della minoranza slovena in Italia. Ci puoi raccontare brevemente questa realtà così sconosciuta da noi in Sardegna? Allora, brevemente, partendo dal VII secolo sarà un po' difficile, gli sloveni, gli slavi del sud arrivarono nelle terre dove io abito, quindi siamo nella provincia di Udine, nel VII secolo, quindi adesso per amor di brevità vedo un po' che cosa posso dire. Io intanto dico che mi chiamo Antonella Bukovac, un cognome che dal punto di vista del grafema viene scritto in italiano, ma che se recuperando che invece recuperando la grafia slovena originaria riprende anche il suo significato e significa colei che vive nei pressi del Faggio, in sloveno Bukeo e Faggio. La geografia dalla quale vengo è questa geografia così che si è evoluta, cioè che è stata snaturata da un percorso storico molto difficile, da una storia che ha impresso nelle carni e nel paesaggio delle tracce indelebili e di grande sofferenza, perché questo confine dove finiva il mondo latino e cominciava il mondo slavo è stato veramente un confine travagliato e massacrato dalla politica non solo nazionale ma internazionale e mondiale, se pensiamo appunto a quello che gli Stati Uniti sono stati capaci di fare con i servizi segreti per appunto tenere sotto controllo la loro area di influenza. E quindi io vengo da lì, da questa terra così dilaniata dalla grande storia, nella quale cerchiamo di innestare delle piccole storie di cura. E la cura nella quale io credo è la cura della cultura e della poesia in particolare. E quindi io arrivo da lì con la mia piccola, con il mio piccolo intervento anche poetico per raccontare tutto questo, cercando così di far passare una piccola corrente che ci possa unire, anche se geograficamente siamo un po' lontani, ma neanche troppo, no? Puoi farci un saluto in sloveno per gli amici e telespettatori sardi?
Ja, seveda. Torej pozdravljam vse prijatelje iz Sardinije in želim, da bi razumeli, kako sem jaz vesela, da sem tukaj, vaš gost, in upam, da tudi vi bi kdaj bili naši gostje.